Tra le cose positive quest'anno della squadra dell'imprenditore Salvatore Moncada, la Fortitudo, è stato appunto il fattore campo. La formazione di Ciani ha perso solo 2 volte in casa, tra questi una sola gara mancata per un punto e allo scadere del fischio finale. È stata quella con l'Angelico Biella del 22 gennaio, finita 83-84. La Fortitudo oggi ha visto il miglior piazzamento ottenuto nel corso della sua permanenza in A2 e con una gara ancora da disputare. Determinante sarà il risultato con lo Scafati e il piazzamento che otterrà per disputare i playoff a Porto Empedocle, una squadra che è cresciuta parecchio dall'inizio del campionato a oggi. Noi abbiamo grande soddisfazione per quello che abbiamo fatto, ma anche grande consapevolezza che probabilmente in certi momenti dell'anno siamo stati al di sotto delle nostre capacità e che quindi oggi potremmo avere un piazzamento finale di regular season migliore e potremmo avere una posizione nella griglia dei playoff migliore, quindi non siamo ottusi al punto da non renderci conto delle cose che abbiamo sbagliato. Molte volte dalle cose che abbiamo sbagliato siamo riusciti a trarre le motivazioni e gli spunti per fare meglio dopo, però ecco, siamo consapevoli che avremmo potuto fare di più, ma siamo anche convinti che ci siano dei dati oggettivi che non possono dire che abbiamo fatto male, perché oggi credo sia incontrovertibile che l'obiettivo di arrivare meglio dell'anno scorso, possibilmente nelle prime 4, ma meglio dell'anno scorso, a una giornata della fine, nella parte che riguarda meglio dell'anno scorso, è stato raggiunto. Poi l'ultimo turno ci dirà se saremo quarti, se saremo quinti, andremo a verificare. Questo è un dato di fatto. Probabilmente non abbiamo convinto neanche oggi, perché è mesi che vinciamo ma non convinciamo mai, quindi probabilmente non abbiamo convinto neanche oggi. Però sarei contento di non convincere anche nelle prossime partite e durante i playoff, se significa che nel non convincere ce le portiamo a casa, ma che noi abbiamo, credo, saputo interpretare nel modo giusto, nel modo che probabilmente il Presidente si auspicava, perché non credo che oggi il Presidente si senta uno che ha detto una cosa sbagliata per il piazzamento della squadra, ha detto una cosa che era sicuramente un suo pensiero, ma anche sicuramente funzionale al bene e a quello che lui provava per questa squadra e prova tuttora. Cristian, la società, ci è sempre stata vicina, noi abbiamo lavorato, ci siamo presi le nostre vagonate di fango quando dovevamo prenderci e siamo andati avanti, ecco, raggiungendo quello che era, per cui oggi è un dato di fatto.